Evan Catide, usa l'umire, sa namuretta da cassir. Più alta di Yid che parava a me, ma portava con me, non mi niente quetten. Yid mi dava un sotto tacchette, e sa facciava e venava cupette. E se ne vanno a sattare, l'articolo il panna tutta girè. Ciavolo cotte, ciavolo craude, Evan Catide sa fruette cresciute. Ciavolo dritte, ciavolo storte, Evan Catide non avete mai sorte. Evan Catide, o perché morto, sa nasconnava sempre dall'urto. Mezzo citroni per si devenuti, che ci vedevo sputiti dall'occhio. Gli diceva sa come facendo, e tu ne tu come faccio tu fai. E quando stava era proprio curioso, impezzavi capi che si è steloso. Ciavolo bella, ciavolo brutto, Evan Catide girava di notte. Ciavolo satte, ciavolo sopra, Evan Catide girava una rotta. Uè mamè, perché forse non potevo fare, ma tu sei più bella che passetta all'estero, che tende a fortuna da bella canestra. Uè mamè, mi chiamano tranne sa mala perché, se mi sento per cattivo pensiero, vola la servo sin devo unire, perché arrivi in decorazione. Girone? Sì. 13. Evan Catide, era assessore fino a ieri. Il doppio petto, sopra palestra, capo di legno non conta una mezza. E conosciuto l'ambiente cristiano, che con cervisa più pesce di nana. Sa uno solo a guardarsi in due specchi, senza vedere a miseria dall'occhio. Ci vuole sente, ci vuole fende, e mezzo più suo porta niente. Ci vuole sempre attaccata a gonnella, come calzone attaccate a bretella. Uè mamè, non te perché curto non potevo fare, ma tu sei più bella che passetta all'estero, che tende a fortuna per la canestra. Uè mamè, mi chiamano tranne sa mala perché, se mi sento per cattivo pensiero, vola la selva sin devo unire, per carriera in decorazione. Nazaro Marino dentro capiotto chiamavo da pezzo non compiuto l'occhio non sa creatura sta tragagno. Questa canzone tan amorosa una vecchia si cicona nel Sì, che poi non lo legge più, vero? No, ma sono panetti. Qui. Qua proprio? No, qua, 13. Ah, qua. Qua vedi, numero 13. A primo piano. E qui siamo in Giroldi. Buongiorno. 51 anni fa nacque il grande amico mio Mariano. Buongiorno. Auguri Mariano. Grazie. Mariano, auguri di vero cuore, veramente di vero cuore. Sei un ragazzo che te lo meriti. Sei un bravo guagnolo, come si dice a Barri, sei un bravo guagnolo. Fate gli auguri a Mariano, se no mi arrabbio oggi, fate gli auguri a Mariano. Sì, appena l'ha vista mamma, mi è piaciuta. E dice, mamma tienitela, tu però quella è mia, ho detto. Quella è mia. Sì. Buongiorno, sono Giovanni! Ti voglio bene, Giovanni! Poi te la procuro uno per lei. Come svegli nel mattino, cornette e cappuccino, ma famo una malbora, non vale mendolore. E è bella l'aria fresca. Quando auguri, Mariano, Irene da Trevisti o da Trento ti fa gli auguri. Grazie. Ti fanno tutti gli auguri, caro Mariano. Poi gliela procuro una per lei. Sì, grazie. No, ma ce li ha, No. ce li ha, perché io poi, sicuro che lei lo fa sempre, allora poi ti spiego. Caro Mariano. No, quella è tua. Quella è mia, che io l'ho detto, quella è una cosa personale. E oggi è una giornata un po' uggiosa. Ecco il nostro papà, Are, il grande Eraclio.
si andava da sotto. Sì, bellissimo. Poi E infatti l'abbiamo rovinato un po' perché non abbiamo saputo preservare il nostro grande rugby, perché andando sempre a giocare sopra si rovinava. e me si lasciava. Questa è via Municipio, quando dovete pagare le multe, quando dovete contestare le multe, venite qua e pagate, e pagate. Quindi domani è l'ultima, avete sguaccherato, Sì, e domani è domani. Oggi è il 1° marzo. Sant'Albino, San? Albino. Anche il Santo. Io conosco un mio amico che si chiama Albino. Ciao Albino, auguri. E dicevo, cari amici, buongiorno. Oggi è 1° marzo e un altro mese è andato via, si è andato a farsi benedire. Ragazzi, che fra un mese, oggi è un mese, è Pasqua, cioè rendiamoci conto come passa il tempo. E poi vogliamo parlare delle brutte cose che stanno succedendo. E il carabiniere che ha ammazzato tutta la famiglia, e mi dispiace, purtroppo vedete. Una Barletta è successa nel ma 76, no, a Palazzo di Ferrovia. no. No, come questo cazzo di tanti arabi. E niente ragazzi, quando succedono queste cose ti fanno stare male perché ti rendi conto che veramente c'è molta. No, non è cattiveria. Io dico una cosa, che non voglio mai giudicare una persona, uno che arriva a fare un gesto del genere, è perché non gli passa più niente dalla testa. Ammazzare la moglie e i 2 figli è il colmo proprio, vuol dire che non ti passa niente per la testa. Sì, ma Nel quello. 76 è successo. Quello che dico, che purtroppo quando succedono queste cose, ragazzi, io dico sempre che Uccio Vidrus è uno sfoglio di cipolla, uno sfoglio, e se il cervello non ti accompagna più per vari motivi è perché sono successe tante cose. E poi voglio dire, anche il mondo come sta andando, ci sono tante, questo internet ha rovinato tante famiglie, ha rovinato questi telefonini, Don Sabino lo saluto, li stiamo pagando ben caramente questa evoluzione del telefonino, del social, che purtroppo ora con i social sei pronto a tantissime avventure. Ed è brutto questo. Un bel divano, chi lo vuole, venitelo a prendere. Che classe. Vabbè, sicuramente avranno chiamato alla. Con la botta fu molto famoso questo fatto. Ma quando succedono queste cose è normale che. E siamo al 1° marzo. Un buongiorno a tutti quanti voi. Un buongiorno a tutti voi che state scrivendo, fate gli auguri a Mariano, grazie. Dopo li andiamo a leggere tutti. Un saluto a Lighi, a Vicky, a Peta, ho visto Giussi, a Anna, tante grandissime amiche. Leila. il grande Mariano. Oggi Franco ha da fare. Una buona giornata alla commessa, la voglio salutare, che ieri andai a vedere per quanto riguarda internet a casa, la ragazza, non so come si chiama, la ragazza che ieri mi ha accolto come una star, veramente, la ragazza della Vodafone, dice che mi ascolta, che dice che mi vede tutti i giorni. Un saluto a te e ti ringrazio. Buongiorno, una buona giornata, anche se piove è sempre una bella giornata, con noi di Barletta West, anche se sono un po' raffreddato. E ieri c'è stata un'altra bella partita, anche se 0-0, piena di emozioni. La Lazio ieri si è andata a fare benedire, mi dispiace per te che sei laziale. Lo so, grazie.
e ha vinto il Milan ai rigori. Tutti quanti hanno i diritti di E ci mancherebbe, se tu sbagli, ecco la Vodafone dove c'è la ragazza che ieri andava a fare la cura. Ripeto, non conosco, non so come si chiama. la cura. No, fa l'internet. Questa è via. Girondi. No, questa è via d'Aragona, caro Mariano. Mi sono sbagliato. Via d'Aragona, dove c'era il fiore della gioventù, ti ricordi? Quante comitive stavano qua, caro Mariano? Giovani a motore, giovani a motore. Poi anche sotto il glu. Sì. Era il giro, anche qua sotto i portici, c'era tantissime comitive. Quante comitive. Voi facevate parte di queste comitive, è vero, cari amici che state in ascolto e che lo vedrete dopo il buongiorno. Sicuramente qui c'era la sala giochi. No, questo non me lo ricordo. Las Vegas, non ti ricordi? Qui c'era Las Vegas. Là dentro? Sì, No. come no? Vabbè, tu sei un uomo di chiesa, tu sei a casa, lavoro e chiesa, sei una grande persona, sei uno che ti piace stare tranquillo, non ti piace andare nei bar, ed è bello questo, caro Mariano, mica. Vedi, Peter Capasso dice sì. Adele dall'Umbria, buongiorno Adele. Grazie. Adele fa parte del 118 dell'Umbria. Ciao Sergio da Roma, buongiorno Sergio. Salutiamo gli amici di Studio Blu, visto che ci siamo vicini. Manu Mennea dice anche lui sì. Sono messaggi. ecco, ma non avevi messaggi, Mario, oggi è il tuo compleanno, tutte le persone che ti vogliono bene, perché ce ne sono tante che ti vogliono bene, perché c'è una persona. Andrea Doria, vedi? C'è una persona che ti fa voler bene. Ecco il nostro è mitico Ettore Crenamosca. In Puglia c'è una realtà importante della storia, Barlette con le battaglie vinte nella gloria, per le sue strade il suo profumo ti conquisterà, il bianco rosso, il colore dell'identità, ti sveglierai affannate corse sulle spiagge con un sole che scalda il cuore delle sue tante facce, ti dà la grinta per rialzarti se tu sei nei guai. Mario si chiamava. Ti senti forte perché la forza te la dà lei. Grazie Valletta, anche se non ci conosciamo ci prendiamo per la mano. Questa canzone piace a tutti, ma piace in particolar modo alla nostra madrina, Vicky, che saluto. Saluti a Vicky che ti ha fatto gli auguri, Mariano. Grazie. In un cielo azzurro come il sogno di chi non ha età. E stupirai durante il sabato di notti insonni, vivrai nei fiumi di moda. E andiamo a lavorare, cari amici, una buona giornata, vi ringraziamo Giornata. è una buona santa giornata, grazie a tutti, buon lavoro. Grazie. Da Barletta a Vesta Giovanna che sta avanti. Aspetta Mariano che ti dico quando devi passare. Un saluto, vai Mariano, vai. Un saluto a tutti quanti voi, buona giornata a tutti da Barletta Vesta, Lello e Mariano che vi auguro una bellissima giornata. Ciao a tutti. Forza Valletta, 100.000 voci Ciao ragazzi.